Benvenuti da Mimo Vita a questa nuova puntata della nostra Radio Veneto Agricoltura e siamo molto felici perché abbiamo come ospite il presidente della Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto, Gian Michele Passalini, da un anno, quindi possiamo festeggiare qui con noi, ecco, questo primo anno di presidenza che è stato un anno per certi versi sicuramente di avvio, ma l'agricoltura veneta è un'agricoltura importante, è un'agricoltura che si sostiene, un'agricoltura bella. Certo. Diciamo che è un'agricoltura che partecipa anche in maniera preponderante a quello che è il PIL nazionale, seppur con alcune riduzioni rispetto alle previsioni, ma comunque un prodotto, un'agroindustria forte, come abbiamo detto, che si sostiene, innovativa e quindi si può affermare a gran titolo su quello che è lo scenario del palcoscenico nazionale ed internazionale. Ecco, però voglio dire, come sempre, luci ed ombre. Allora, le luci le sappiamo, vengono soprattutto dalle bollicine, peraltro lei è veronese, quindi voi avete dei grandi vini lì che poi sono quelli che trainano, ecco, tutta questa realtà viticola veneta, però ci sono anche le ombre, e non quelle di vino, mi perdonino la battuta stupida che ho fatto, ma le ombre su un'agricoltura che si sta modificando. Sì, già anche nel settore vitivinicolo stesso, se noi andiamo un attimino a sviscerare, troviamo che mentre le grandi DOP, penso al Valpolicella, penso al Soave, penso al Prosecco, trainano, si affermano sui mercati, poi abbiamo delle realtà invece di vini che sono in difficoltà e quindi anche su questo noi dobbiamo anche un attimino fare una riflessione e capire quali sono i meccanismi che possono portare ad innalzare la sostenibilità economica anche di queste situazioni. Per quanto riguarda il vino, poi abbiamo un'agricoltura sicuramente a luci ed ombre, no? Un po' il tema sicuramente della sostenibilità economica, non sempre l'agricoltura, seppur prodotta in maniera efficace, efficiente, con le ultime tecnologie, risponde sempre a dei requisiti di sostenibilità a livello di reddito, quindi anche lì un ragionamento da fare, il capire il perché ad oggi non si riesce a trasferire in maniera efficiente quella parte di reddito che gli agricoltori, l'agricoltura avrebbe necessità e meriterebbe. Ma la domanda è questa: viene dal programma di sviluppo rurale la soluzione a tutti i mali? Viene anche dal programma di sviluppo rurale. Teniamo presente che la PAC, la politica agricola comunitaria, incide per l'agricoltore al 30% del suo reddito. È chiaro che quindi diventa una componente fondamentale. Poi diventa anche dalle strategie che tu metti in campo, e le strategie vanno su un ragionamento di sistema. Oggi non possiamo più pensare di ragionare a compartimenti stagni, ma bisogna affacciarsi a un mondo che implica anche le necessità del consumatore, sempre più consumatore cittadino, quindi temi della sostenibilità, temi dell'impatto ambientale, temi del consumo del suolo, tutta una serie di meccanismi che ad oggi, se noi riusciamo all'interno anche della futura politica comunitaria a far passare, credo che l'Italia e soprattutto il Veneto, con l'agricoltura di specializzazione che ha, può giocare un ruolo fondamentale su questo. È questo quello che la CIA vuole dire agli interlocutori? È anche questo. Noi abbiamo un programma vasto nel quale il tema della sostenibilità, il tema del rapporto con il territorio, viste anche gli ultimi eventi che abbiamo avuto, abbiamo avuto una anche qui molto vicino, nel Bellunese, ma poi se apriamo i telegiornali tutti i giorni, ogni minimo acquazzone, ogni minimo variazione di clima ci porta ad avere delle conseguenze sul territorio, sui cittadini e sull'agricoltura poi. Quindi è chiaro che per noi è importante ad oggi che il tema della sostenibilità ambientale, economica, sociale, inserita in un progetto industriale, sia l'elemento trainante che questo governo potrebbe avere. Oggi noi pensiamo che il piano industriale più importante che abbiamo in Italia, che potrebbe passare anche attraverso un minor investimento di risorse, minor costo, non investimento di risorse, è proprio quello di un piano industriale legato all'ambiente e alla rimessa in sicurezza del territorio. Quindi è necessario chiamare l'agricoltura al tavolo della discussione per mettere in sicurezza questo territorio fragile che abbiamo. È fondamentale, cioè oggi non si può pensare di lasciare fuori l'agricoltore quando è quello che di fatto gestisce il territorio. Cioè, la figura dell'agricoltore, lo diciamo sempre, ma io ne sono sempre più convinto, la mia confederazione
Italiana Agricoltura ne è convinta, è l'elemento cardine di quello che è la tenuta di coesione con la società. Cioè, se non ci fosse l'agricoltura oggi non avremmo i bei paesaggi che abbiamo, oggi avremo, seppur in maniera purtroppo già accaduta, ma avremo le montagne spopolate, quindi l'agricoltore oggi deve sedere al tavolo della politica e interloquire con il mondo politico. E se questo è il versante ambiente, chiamiamolo così, foreste e ambiente, però c'è un versante di un'agricoltura però, come posso dire, che porta sulle nostre tavole ortofrutta, porta sulle nostre tavole bevande, porta sulle nostre tavole cibo e che però voglio dire, ha bisogno di innovazione. Dicevo, noi veniamo da Fruit Logistica a Berlino dove abbiamo visto tanta innovazione. Certo. È un po' il tema della promozione del prodotto. Noi siamo bravissimi produttori, soprattutto noi veneti, in alcuni ambiti siamo riusciti, ad esempio faccio l'esempio del vino, ma penso anche ad altre DOP come il Grana Padano, attraverso la promozione siamo riusciti ad affermarci sui mercati, sui consumatori, quindi poi avere quella forza di andare anche sui mercati esteri. Su altri ambiti siamo molto più deficitari. Credo che nel ragionamento della politica agricola comunitaria si potrebbe ragionare anche di un OCM, ad esempio, su determinati settori, che è quel meccanismo che ti può permettere poi di investire denari sulla promozione, sul packaging, sul marketing, su come arrivare al cittadino, al consumatore, soprattutto in un momento come oggi dove il cittadino è sempre molto più... Ma chi lo deve fare questo? Ma sicuramente lo deve fare il sistema, quindi noi come associazione agricola dobbiamo promuovere, le regioni, le istituzioni, i governi, perché poi per fare, no, è sempre così, si possono mettere in campo le idee, ma se poi non ci sono i soldini rimangono lettera morta. Benissimo, ma non è solo questo, quando parliamo di innovazione però parliamo anche di tecnologia. Allora forse c'è una ricerca che va avviata, non so da chi, qua siamo a Veneto Agricoltura, l'Agenzia per l'Innovazione, forse la stessa Veneto Agricoltura da questo punto di vista dovrebbe operare e forse anche opera già, ma per esempio per un'innovazione tecnologica, penso anche alle macchine. Certo, oggi è fondamentale. Credo che su questo noi dobbiamo anche fare riferimento a quello che è la ricerca in generale, perché parliamo sì di innovazione tecnologica, quindi le università, gli istituti preposti, le ingegnerie, le agenzie che sono preposte a questo devono poter dire la loro, devono poter dare una mano a questa agricoltura, perché oggi non si può pensare che l'agricoltore sia ancora quello come a volte si tende a far percepire contadino con la capretto, con la mucchetta che va nel campo. Però forse per fare questo bisogna che ci siano i giovani, forse sono i giovani quelli che possono portare l'innovazione. Possono portare i giovani all'innovazione, però teniamo presente che ci vogliono delle politiche che siano in grado di sostenere questi giovani, altrimenti noi rischiamo di avere giovani che partono e molto probabilmente poi alla lunga si perdono. Allora è fondamentale che questi giovani vengano supportati non nell'immediato ma in un percorso. Per questo noi abbiamo bisogno anche di una politica agricola comunitaria molto più flessibile, cioè un settennato rispetto alle esigenze di oggi è ancora sostenibile. No, io credo che noi dobbiamo avere una politica che sia seppur definita negli obiettivi, ma che abbia un margine di flessibilità, perché oggi il mondo agricolo cambia, il mondo cambia. È impensabile ad oggi che noi non possiamo partecipare all'agricoltura 4.0, quindi ai superammortamenti, perché poi se uno fa un investimento deve avere la possibilità anche di rientrare. Quindi in un mondo come il nostro, dove ormai abbiamo i droni, abbiamo delle tecnologie, abbiamo i satelliti sui trattori che mappano e ci permettono di seminare in maniera più ergonomica possibile, non possiamo prescindere dal fatto di essere resi partecipi di alcuni meccanismi anche fiscali. E per chiudere, uno dei grandi dolori, come posso dire, dell'agricoltura, i rapporti con la grande distribuzione e con l'agroalimentare. Io credo fermamente che ci sia la necessità di entrare in un rapporto di dialogo. Non ho paura a dire che noi diamo agli industriali un prodotto d'eccellenza, loro ci permettono attraverso la trasformazione di avere un altro prodotto finito di eccellenza. Ci vuole un dialogo, un'interprofessionalità, un sedersi tutti attorno a un tavolo e capire qual è la strategia migliore, perché se noi basiamo il tutto sul togliere risorse all'origine per poi poterle
recepire dal consumatore, facciamo un'operazione che prima o poi affossa quello che è l'agricoltura. Nel momento in cui noi abbiamo affossato l'agricoltura non sarà né un tedesco né un francese, tantomeno un norvegese, che porterà i prodotti e agevolerà i nostri percorsi industriali. Allora c'è tanto da fare e quindi ringraziamo il Presidente della Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto, Gianmichele Passarini. Continueremo a discutere di queste cose qui da Radio Veneto Agricoltura. L'appuntamento con Mimmo Vita e con Renzo Micheletto è la settimana prossima. Arrivederci, grazie. Grazie.